Ciao, bentornati. In questo video vi farò vedere un coltello della Ganzo, il G727, che ho vinto grazie al giveaway organizzato dalla Ganzo sulla sua pagina Facebook. Allora, il coltello arriva in una scatola di cartone con il nome della ditta, una scatola di cartone nero col nome della ditta. Vediamo dentro. La confezione è composta da una piccola custodia per il coltello, una custodia morbida, e dal coltello all'interno di il solito nylon a palline. Eccolo qua, questo è il Ganzo G727 nella colorazione arancione. Vediamo un po' di misure. Allora, la lunghezza del coltello da chiuso è di 12 cm, la larghezza siamo su meno di 4, 3,70 sarà circa. Lo spessore qua siamo sul centimetro e mezzo, includendo la clip, diciamo un ingombro di 2 cm circa. Il suo peso è di 130 grammi. La apertura solita della Ganzo tramite sistema a molla con due nipli, uno a destra e uno a sinistra, che permettono di aprire il coltello sia con la mano destra che con la mano sinistra. La lunghezza della lama è di 9 cm e quindi la lunghezza totale da punta alla fine sono 21 cm. La lama ha una larghezza nel punto più largo, quindi qua siamo sui 2 cm e mezzo, e lo spessore dovrebbe essere 30, sarà un 3 mm, adesso vediamo con questo metro, non sarà proprio precisissimo, circa, sì, direi nel punto più largo dovrebbero essere 3 mm circa. Il manico è formato da una fibra, dalla fibra G10. Mi sono informato, è una fibra di vetro più resina epossidica, per cui è più resistente, diciamo un po' più pregiata della micarta, ovviamente un po' meno pregiata del carbonio. Per cui è una fibra che viene utilizzata sui coltelli di media fascia, una buona fibra, una buona resistenza sia al consumo che all'erosione degli agenti. Allora, questo materiale G10 è leggermente zigrinato, diciamo, per maggiore grip. Il coltello è perfetto in tutte le sue parti, qui non si sentono scalini, non dà fastidio anche se stringo, anche da aperto l'impugnatura è buona, non dà fastidio insomma alla mano anche senza guanti. Qui abbiamo delle scalanature per il pollice, e dopo vabbè il sistema, quello a molla solito, si chiude, funziona perfettamente. Se si vuole, tramite vite Torx si mollano o si stringono queste due viti e la lama si indurisce o si ammorbidisce nella sua apertura. Come altri modelli presenta questi tre fori da una parte e la clip metallica dall'altra. Anche queste sono delle viti Torx, si possono svitare e avvitare dall'altra parte. In fondo c'è il solito foro per legare un cordino. Allora, io non sono un esperto di coltelli, in questo video ve lo faccio un po' vedere così. La ditta dice che questo è un coltello per l'outdoor oppure per fare un EDC. Secondo me può essere benissimo usato anche da cacciatori, pescatori, escursionisti, in campeggio. Secondo me
è un buon coltello. La prima ho avuto un'ottima impressione appena l'ho preso in mano, soprattutto per le dimensioni compatte e la sua leggerezza. Come dicevo prima, sono 130 grammi. Io ho anche un altro coltello della Ganzo che è il G720, che è questo qua, sempre in arancione. Questo l'avevo comprato e vedete le dimensioni di questo sono maggiori e soprattutto il peso è maggiore. Questo qua pesa sui 200 grammi, quindi è molto pesante. Secondo me adesso d'ora in poi, a seguito della vittoria del G727, quando uscirò a camminare in montagna magari così, mi porterò questo, mentre se farò un'uscita nel bosco dove magari andrò a fare un po' di batoning o devo fare dei feather sticks, devo lavorare un po' il legno, allora utilizzerò il G720. Vi faccio vedere, questo lo conoscete, comunque è un disegno di lama diverso. Ovviamente secondo me i lavori che si fanno con questo, diciamo, questo si può un po' maltrattare, ha un manico più robusto, più grande, la lama è molto più spessa, siamo sui 5 mm qua. Questo qua è un coltellino magari un po' meno robusto, diciamo, rispetto a quello lì, quindi è meglio utilizzarlo per tagliare, per intagliare, magari ha una bella punta, magari si possono fare dei lavori di intaglio. Quindi secondo me il G727 appunto, come vi dicevo, è un ottimo coltello per chi vive all'aria aperta ma non ha bisogno di, diciamo, maltrattarlo, lo usa per tagliare e magari per fare qualche piccolo lavoro di intaglio. Durante il video nel riquadrino piccolo avete visto che ho fatto alcune prove. Mentre parlavo vi ho fatto vedere alcune prove che ho fatto col Ganzo G727. Dopo tutte queste prove, diciamo, le prove le ho superate brillantemente, e dopo che l'ho usato un po' facciamo il solito test: foglietto di carta a filatura della ditta. Io non l'ho affilato quando mi è arrivato a casa, quindi come per gli altri coltelli anche questo arriva affilato molto bene. Poi se uno vuole se lo ripassa. Il filo dovrebbe essere a 40 gradi mi pare, se non sbaglio, quello che utilizza la ditta. Io per questa recensione ho finito qui. Come vi dicevo, non sono un esperto di coltelli, io i coltelli li uso per tagliare e basta, non li colleziono, non li conosco. Per me è un mero strumento, per cui ho fatto una recensione dando un mio parere personale sulla prima impressione che ho avuto quando ho preso in mano il coltello. Ho fatto una piccola comparazione con un altro coltello abbastanza famoso. Per la recensione del G720 vi consiglio il video di Peugeot Envy e di I Know a Soul Survival di Leonardo, che insomma l'hanno recensito tutti e due in modo ottimo. Prima di salutarvi ringrazio ancora la Ganzo per aver organizzato il giveaway sulla pagina Facebook che mi ha permesso di vincere il G727. Per il video di oggi ho finito qua. Come al solito vi ringrazio per la visione, vi ringrazio tutti i ragazzi che lasciano i commenti sotto i miei video, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!